Riprendono gli scavi archeologici alla Valle dei Templi di Agrigento. A comunicarlo è l'assessore ai beni culturali regionali Alberto Samonà, che in concerto con la giunta regionale afferma come l'assessorato ai beni culturali e dell'identità siciliana continua a investire negli scavi per la ricerca archeologica e finanzia con 1 milione di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione il completamento dell'indagine archeologica del Teatro Ellenistico di Agrigento e l'apertura dell'area di visita principale della collina dei Templi e del quartiere ellenistico. L'edificio teatrale, la cui costruzione allo stato attuale delle ricerche è databile tra la fine del III e il II secolo a.C., rappresenta uno dei tasselli più significativi del complessivo processo di monumentalizzazione dello spazio pubblico durante l'avanzata età ellenistica. La sua imponente struttura, che chiudeva la piazza l'Agorà sul lato sud-orientale, disegnando uno scenografico prospetto verso la valle, è emessa nel corso delle ricerche effettuate nell'area centrale della città antica, in quello spazio che comprende il cosiddetto quartiere ellenistico romano. La scoperta del grande teatro, oltre ad arricchire significativamente le conoscenze dell'archeologia agrigentina, apre straordinarie possibilità di valorizzazione di tutta l'area di Poggio San Nicola. Portare quindi alla luce l'antico teatro di Akragas, che si configura come una delle grandi scoperte degli ultimi anni, potrà dar vita a un incremento delle visite, dei flussi turistici, accanto a quello già ben consolidato con l'attuale offerta della Valle dei Templi. Il progetto mira alla prosecuzione dello scavo dell'edificio teatrale, prevede un'indagine geognostica dell'area in cui presumibilmente dovevano svilupparsi l'orchestra e la scena dell'edificio teatrale, oltre che nell'area immediatamente a est del teatro. Verranno anche ristrutturati i reperti e le strutture messe in luce con lo scavo e definiti i percorsi e i pannelli descrittivi. I dati prodotti saranno resi in formato adeguato all'inserimento nel GIS del parco, di cui sarà accurata l'implementazione. Una selezione di tali dati sarà inoltre inserita nel web GIS ai fini della diffusione e della divulgazione della conoscenza. Saranno anche garantite visite a cantiere aperto con finalità didattico-educative al fine di creare un rapporto di collaborazione con la comunità che vive sul territorio, di cui il parco archeologico è parte significativa e integrante. Le fasi del cantiere e gli sviluppi della ricerca saranno altresì documentati attraverso un apposito sito web del cantiere, nel quale saranno disponibili continui aggiornamenti sull'avanzamento della ricerca.